It. Ottantunenne malata, uccisa in casa dal marito a Venezia, parla la vicina di casa. Li avevo visti la sera prima, racconta, erano sereni, l'uomo ricoverato in cardiologia si sta lentamente riprendendo. E quanto accaduto ha sconvolto i residenti del Sestiere di Castello, una zona un tempo popolare che oggi conta tra i suoi abitanti parecchi anziani. Manifestazione dei lavoratori Simpli oggi a Mestre in una giornata caratterizzata da uno sciopero regionale per avere risposte sulle future politiche aziendali della proprietà. Anche il ministro Tria ha detto che con l'autonomia si deve andare avanti, così il presidente del Veneto Zaia, che aggiunge non si deve guardare in negativo al dibattito in corso. La compagna di Alberto Vazzoler, l'ex dentista di San Donà, sotto processo per riciclaggio, ha bruciato per errore 40.000 euro assieme allo strudel, è quanto emerso in aula durante il procedimento. Continua a far discutere il degrado del Parco della Bissuola a Mestre e le iniziative per contrastarlo. Dal PD arriva una bocciatura delle politiche messe in campo dalla giunta Brugnaro. Si prevede il pienone a Venezia per le vacanze pasquali, ma rispetto ai numeri da record dell'anno scorso le prenotazioni negli alberghi sono calate complessivamente del 10%. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Anche questa sera in primo piano l'omicidio di ieri mattina in centro storico a Venezia, una 81enne malata da tempo uccisa a coltellate dal marito. L'uomo, che aveva ingerito diversi psicofarmaci, è ricoverato in cardiologia e si sta lentamente riprendendo. Parla ai nostri microfoni una vicina che aveva visto la coppia la sera prima del... Gli scuri sono chiusi e attorno alla casa di Renato Berta e Licia Zambon regna un silenzio irreale in una zona di Venezia lontanissima dalla confusione di queste affollate giornate pasquali. Il giorno dopo la tragedia, allo sgomento si unisce il dolore per un dramma che qui a Castello non si aspettava nessuno. Lei, 81 anni, non c'è più, uccisa con un coltello. Lui, 85enne, ricoverato in ospedale dopo aver ingerito diversi psicofarmaci. Sulla porta d'ingresso del loro appartamento quel cartello: non entrate, chiamare la polizia, letto al suo arrivo dalla badante che ha lanciato l'allarme. Nelle parole di una vicina di casa che li conosceva da tanti anni e che ha chiesto di non essere ripresa, lo smarrimento della tragedia appena vissuta in questa palazzina. Quando è l'ultima volta che li ha visti? Il giorno prima. Dove li ha visti? A casa sua. E che aria... Normalissima, normalissima. Normalissima, non c'era nessun presagio che potesse succedere una tragedia del genere. Cioè, qui siamo tutti sconvolti, tutti. Renato e Licia sono descritti come persone discrete e gentili, una famiglia presente, un quadro come ce ne sono tanti. Poco tempo fa, prima che lui si facesse male di nuovo, che cadesse, loro uscivano a fare la spesa a braccetto, uscivano insieme a fare la spesa. E sai, uno dice guarda che carini, no? Due vecchietti che... vanno a fare la spesa insieme, per cui non so, sa solo chi in quel momento purtroppo ci sono secondi, non so, minuti che il cervello probabilmente non ragiona più e succedono le tragedie e noi siamo tutti sconvolti perché niente presagiva un epilogo del genere, sinceramente, impressionante. E quanto accaduto ha sconvolto questa zona di Venezia, un tempo popolare, ma che oggi conta tra i suoi residenti molti anziani. Lontana dai grandi flussi turistici, questa parte di Castello può apparire come una di quelle in cui Venezia si è conservata come una volta. Le cose invece sono cambiate anche qui. Lo spopolamento ha portato via l'allegra confusione di una volta, il brulichio di calli e campielli che ora vedono il passaggio di tante persone anziane, talora sole. È in questo scenario che si è consumata la tragedia dei coniugi Berta. Una volta erano solo 20.000 persone, adesso saremmo rimasti, parlo solo del Sestiere di Castello, e praticamente non c'è nessuno. Li hanno mandati, purtroppo io per la fortuna abito qua.
Tra i residenti che passeggiano per queste calli, in Viale Garibaldi, ai giardini, ci si interroga su un dramma al quale si cerca di dare una spiegazione. La notizia di quanto accaduto si è sparsa rapidamente e oggi non si parla d'altro. 2 parole ieri sera così da 2 persone che passavano. Hai sentito cosa è successo? Avevano detto in Camporuga che era vicino, poi non è neanche in Camporuga mi sembra. Penso che il senso di abbandono sia la cosa che ti porta alla disperazione, quindi insomma se ci fosse un po' più di attenzione da parte, non so se abbiano chiesto aiuto, ma comunque in una città un po' più viva con un circondario di persone forse queste cose si potrebbero in qualche modo evitare. Ma sono un po' stravolta, guardi, perché la vecchiaia è una brutta cosa. I giovani è giusto che si facciano la loro vita, eccetera, e rimani sola. Allora, casa di ricovero oppure come io la badante. Capisce, la badante costa però, Cambiamo argomento, manifestazione dei lavoratori simpli oggi a Mestre in una giornata caratterizzata da uno sciopero regionale per avere risposte sulle future politiche aziendali della proprietà. Quante famiglie sono coinvolte in Veneto? Sono circa 500-550 dipendenti in Veneto per 28 punti vendita. Sono a livello nazionale 8.000 famiglie e siamo molto preoccupati per il futuro di questi lavoratori. Sciopero regionale con manifestazione davanti al supermercato di via Carducci a Mestre per i dipendenti simpli che temono per il proprio futuro lavorativo e chiedono all'azienda chiarezza in merito alle voci di trattative per la cessione della rete di vendita ad altri gruppi. La proprietà fa dire in giro che vuole vendere a spezzatino parte o tutta della sua rete distributiva e noi vogliamo sapere che fine fanno i lavoratori. Avete contatti con l'azienda? Vi sono state fornite risposte? No, perché da più volte abbiamo chiesto gli incontri, ogni volta vengono disattesi, abbiamo chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta che sarà avanzata al tavolo ministeriale è di offrire risposte al senso di sfiducia e di incertezza di questi lavoratori, affinché non venga disperso il patrimonio di professionalità che si è formato in questi anni di attività. Professionalità che va buttata per l'aria e questi devono riprendere da zero un percorso professionale buttato lì che non si comprende, oltre a non conoscere le condizioni di lavoro, le garanzie di lavoro, la tutela del lavoro, cosa succederà per il loro futuro, se saranno ancora colleghi, diciamo, tra di loro, quindi un disgregamento anche sotto il profilo sociale che noi non possiamo accettare. La politica adesso, anche il ministro Tria ha detto che con l'autonomia si deve andare avanti, così il presidente della regione Luca Zaia oggi a Treviso, secondo il presidente non si deve guardare in negativo al dibattito in corso, neppure a quello in sede parlamentare. A proposito di pace e di, come dire, pazienza, quanta pazienza dovremmo avere ancora per l'autonomia? Ma guardi, io le dico che intanto ho fatto le audizioni alle bicamerali e sono andate bene, vedo che si dibatte, qualcuno vede sempre in negativo questi dibattiti come quello del ministro Tria, a parte il fatto che il ministro Tria alla fine del suo intervento ha detto si va avanti con l'autonomia, però voglio ricordarvi che intanto portiamo i ministri in commissione bicamerale a parlare di autonomia, a parlare di Veneto, si parla di autonomia e tutti voi ci chiedete di autonomia, vuol dire che non abbiamo sbagliato, vuol dire che abbiamo colpito nel segno e io sono la stessa persona alla quale dicevano non farei mai il referendum, l'ho fatto e farò anche l'autonomia. Sa che 35 anni fa anche Bernini diceva la stessa cosa e gli hanno messo addirittura una bomba sotto casa? Beh, insomma, adesso non porti sfiga, però voglio dire una roba, Bernini non aveva fatto il referendum, io sì. Non tifo perché il governo se ne vada a casa, se no vuol dire che il mio contratto salta. E siccome in quel contratto ci sono opere pubbliche, c'è la promozione dell'economia, ci sono tante partite importanti e la prima fra tutte, la madre di tutte le battaglie, è l'autonomia, se cade il governo vuol dire che non si fa l'autonomia. Quindi è bene che ci facciano l'autonomia e anche velocemente. La compagna di Alberto Vazzoler, l'ex dentista di San Donà di Piave, sotto processo a Padova con l'accusa di riciclaggio di denaro, non poteva sapere che nel forno erano stati nascosti dei soldi e così ha mandato in fumo insieme allo strudel che stava cucinando 40.000 euro, e quanto è emerso in aula durante il procedimento.
Silvia Moro non poteva proprio saperlo che nel forno di casa c'erano dei soldi, una barca di soldi per essere precisi, 40.000 euro che erano stati occultati in un periodo piuttosto turbolento per il suo compagno, Alberto Vazzoler. E così, assieme allo strudel, infornato a 200 gradi canonici nel forno di casa, sono andati in fumo anche quei 40.000 euro. L'incredibile episodio è emerso nel corso del procedimento relativo all'indagine sul riciclaggio di denaro sporco, del quale è accusato proprio Vazzoler, ex dentista di San Donà di Piave. A raccontare la costosa disavventura è stata la stessa Moro che con un messaggio WhatsApp spedito a un parente ha ammesso di aver fatto una cavolata. Continua a far discutere il degrado del parco della Bissuola Mestre e le iniziative per contrastarlo. Dal Partito Democratico arriva una bocciatura delle politiche messe in campo dalla Giunta Brugnaro. Quale futuro per il centro civico e il teatro del Parco della Bissuola di Mestre? La Giunta Brugnaro, attaccano dal fronte PD, ha avviato campagne antidegrado come la demolizione dei cosiddetti cubi, costata circa 80.000 euro, senza sortire effetti significativi nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Le politiche del comune, sostiene Monica Sambo, dovrebbero essere altre. All'interno del centro civico vi erano tutta una serie di servizi di cui il cittadino poteva fruire. Ecco, questi servizi sono stati tutti cancellati, tranne il servizio di biblioteca, che però purtroppo attualmente ha un orario assolutamente ridotto rispetto al passato. La biblioteca, una volta aperta anche la mattina, ora solo al pomeriggio, a volte è chiusa per carenza di personale. Chiusi sono gli uffici dell'anagrafe e il presidio dei vigili, inutilizzati, continua l'esponente del PD, il centro civico e il teatro. L'arrivo di fondi europei permette un recupero delle strutture, un recupero che dovrebbe avvenire in un percorso condiviso con i residenti. L'unico modo per la lotta al degrado e all'insicurezza della città avviene non solo attraverso l'aumento dei vigili, come pensa questo sindaco, e di fatto però la situazione appunto non è cambiata, ma attraverso la rivitalizzazione degli spazi. Per promuovere la rivalorizzazione della zona del parco e la richiesta del PD bisogna ascoltare le esigenze e le proposte dei mestrini. Gli scout di Mestre hanno depositato circa 500 firme per chiedere appunto un percorso partecipato per garantire una scelta collettiva della fruizione del parco, sottolineando che molti cittadini richiedono non solo la riapertura dell'anagrafe, ma anche la possibilità di utilizzare gratuitamente spazi pubblici, ed è questo che dovrebbe fare un'amministrazione. È il momento di fermarci per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Secondo lo SPCGIL Veneto, la cosiddetta pensione di cittadinanza è stata richiesta con successo da appena un anziano povero ogni 100. 1 su 100 ce la fa. Secondo i dati resi noti dallo SPCGIL, infatti, solo un anziano in difficoltà economiche ogni 100 in Veneto è riuscito per ora ad accedere all'aumento delle pensioni minime, attualmente di poco superiori ai 500 euro mensili. Le norme, i requisiti stringenti e ferrei, secondo l'osservatorio del sindacato, stanno rendendo pressoché inutile questa misura antipovertà, tanto che secondo le prime stime effettuate elaborando i dati dell'INPS e quelli provenienti dal sistema servizi della CGIL regionale, attualmente solo poco più di 4.000 pensionati veneti, meno dell'1% dei 407.000 over 67 con assegni inferiori ai 780 euro mensili, hanno richiesto la pensione di cittadinanza avendone i requisiti. La pensione di cittadinanza non è un aumento delle pensioni minime, è un contributo che si affianca alla pensione minima e che quindi non va a toccare le pensioni, ma solamente attraverso la carta di cittadinanza oppure sul conto corrente verrà dato questo contributo di contrasto alla povertà. Quindi i pensionati che riusciranno, nonostante tutte queste limitazioni, riusciranno ad avere questo contributo, non si ritroveranno l'aumento delle pensioni. Severissima la conclusione a cui sono giunti allo SPI del Veneto. I limiti per ottenere la cosiddetta pensione di cittadinanza sono così variegati e rigorosi da far bollare il provvedimento con il titolo di un vecchio programma televisivo di intrattenimento, Il Grande Bluff.
Il Ponte Pasquale è entrato nel vivo, a Venezia si attende il pienone, ma gli albergatori veneziani dicono che ci sono ancora stanze libere e sperano nelle prenotazioni last minute, mentre lanciano un invito: venite a trovarci. Venezia vi accetta, vi accoglie a braccia aperte con la signorilità e l'eleganza, la classe e lo stile dei tempi della Repubblica Veneta. L'invito del presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Vittorio Bonaccini è quello di venire a Venezia. A qualche giorno da Pasqua la percentuale di occupazione nelle strutture veneziane si attestava all'85% rispetto al 94% dello scorso anno, alla vigilia delle festività pasquali. A Venezia ci stiamo attestando a un 5% in meno, mentre è un po' più cospicuo intorno al 10% a Mestre. Molte le ragioni che si possono imputare a questo calo, tra le quali c'è un grande richiamo della montagna, dove si può continuare a sciare ininterrottamente almeno fino al 1° maggio, così gli amici di Cortina stanno propagandando la loro splendida cittadina. Anche il lungo ponte delle prossime settimane sta parzialmente deludendo le grandi aspettative della vigilia, ma gli albergatori lagunari contano molto sulle prenotazioni last minute. Purtroppo questa attesa, questa aspettativa attualmente pare non sia confortata da cifre e da numeri sostanzialmente positivi o in linea con l'anno precedente. Contiamo moltissimo sul last booking, che darà probabilmente anche ragione a coloro che per ultimi andranno a prenotare. Presentato il ricco programma delle manifestazioni tra anniversario della Liberazione e festa del patrono San Marco. Anche quest'anno sarà un 25 aprile davvero ricco di iniziative a Venezia. Per quanto riguarda la festa della Liberazione, l'amministrazione comunale ha promosso su tutto il territorio molte commemorazioni. L'omaggio al patrono invece sarà nel pomeriggio, sempre a Piazza San Marco a Venezia. Il consigliere comunale delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto presenta i punti essenziali del programma. Elogio a San Marco ne è il titolo, che dalle 15:45 prenderà inizio, con partenza dalle colonne di Marco e Todano, di un corteo di ben 100 figuranti in abiti d'epoca della Serenissima Repubblica. Il clou della festa inizierà alle 15:45 con un grande palco montato sulla piazza San Marco. Con canti, musiche, balli, tutto tradizionale, concerti di archi e di ottoni per passare un pomeriggio veramente intenso e orgogliosamente veneziano e veneto. Quindi tutti in piazza San Marco alle 15:45. Un'altra tradizione non potrà mancare in questa giornata. Non dimenticate che è anche il giorno del boccolo, quindi regalate la tradizionale rosa rossa alla vostra amata. Con questa notizia termina qui questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ora previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi una felice Pasqua. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di Pasqua sarà caratterizzata ancora dal bel tempo sul Triveneto, sempre grazie alla presenza dell'alta pressione. Nel dettaglio sul Veneto avremo tanto sole su tutte le province, il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 18 e 23 gradi. E sarà soleggiato anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo sereno ovunque, salvo per qualche nube a carattere sparso sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 23 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse.
Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.